Diversi spunti sono usciti fuori da questo importante, interessante convegno dal tema Racalmuto e le sue radici. Puntare sul turismo delle radici è sicuramente uno sviluppo economico vincente. Sicuramente il turismo delle radici può essere un driver per molti territori. Quello che è emerso da questo convegno è che grazie alla cornice del Ministero degli Esteri con il programma Italea, molti comuni hanno trovato la possibilità di unirsi e proporre iniziative e progetti concepiti per i turisti delle radici, per i viaggiatori delle radici, in modo da offrire la possibilità di riconnettersi con la memoria dell'emigrazione per chi è rimasto qui in Sicilia e offrire al tempo stesso un'opportunità di ritorno, di conoscenza, di esplorazione, alle volte per la prima volta, ai discendenti di chi se n'è andato. L'importanza dei progetti PNRR anche per quanto riguarda lo sviluppo del turismo sulle radici. Sì, allora siamo molto contenti di essere qui oggi. Io rappresento il Ministero degli Affari Esteri con il programma Italea. C'è la sala piena di sindaci, di amministratori e ringraziamo tanto il Comune di Racalmuto e l'Associazione Vivi Racalmuto per l'impegno profuso verso il tema del turismo delle radici. Noi abbiamo creato, il Ministero degli Affari Esteri con Italea ha creato una rete di oltre 800 comuni che aderiscono al programma e che promuovono il turismo delle radici, hanno partecipato a un bando di promozione del turismo delle radici per realizzare delle iniziative finalizzate proprio a sensibilizzare i territori su questo tema e ad accogliere i viaggiatori delle radici. Tra l'altro, grazie alla nostra rete di professionisti su tutti i territori italiani, su 20 regioni, abbiamo un'offerta molto forte che consente ai viaggiatori delle radici di vivere in Italia un'esperienza unica, di conoscere le proprie esperienze e quindi ci auguriamo che possano essere in tanti a venire qui a Racalmuto e vivere la terra delle radici. I comuni hanno dimostrato un forte interesse e lo chiamo. Il progetto Terra Madre dell'Associazione Vivi Racalmuto oggi si concentra su questo convegno che tra l'altro prevede la presenza di relatori del Ministero degli Esteri nonché di componenti di Italea Racalmuto e le sue radici, che ben si sposa vista la presenza di questo gruppo di Hamilton. Si è detto bene Nicola, oggi per noi è un momento importantissimo, è da anni che, come ben sapete, abbiamo intrapreso questo progetto, abbiamo avuto la fortuna di relazionarci, confrontarci e collaborare anche con esponenti del Ministero degli Esteri, tra cui Marina Gabrieli, coordinatrice nazionale del progetto PNRR del turismo delle radici, il coordinatore regionale Maurizio Giambalvo. Con Italea abbiamo intrapreso dei lavori e abbiamo il piacere di avere Marco Coico. Un ringraziamento è doveroso, lo dobbiamo fare all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma soprattutto al nostro carissimo sindaco, devo dire, ci ha dato sempre la spinta, è stato un faro per noi nelle nostre attività ed oggi con l'evento del gemellaggio tra le due scuole, organizzate anche dai dirigenti scolastici dell'Istituto Enrico Fermi di Racalmuto, abbiamo la presenza di un liceo del preside racalmutese di origine Antonio Macaluso. Si concluderà domani con l'incontro di calcio amichevole che dirvi, vi auguro un buon convegno a tutti. Sindaco, diversi spunti sono usciti da questo atteso appuntamento con Racalmuto e le sue radici. Il bilancio è più che positivo. Davvero una manifestazione straordinaria. Abbiamo avuto dirigenti del Ministero degli Esteri, Italea, e vi devo dire che ci hanno dato uno spaccato importante delle opportunità che ci sono per quanto riguarda il turismo delle radici.
c'è stata una grande partecipazione di pubblico, ma un pubblico molto qualificato. Abbiamo avuto qui 15 sindaci della provincia di Agrigento più una della provincia di Caltanissetta, si sono dimostrati interessati anche a fare un lavoro comune per vedere di avviare insieme un progetto per il turismo delle radici in provincia di Agrigento. La manifestazione ha avuto momenti anche toccanti con la partecipazione della delegazione canadese, dei ragazzi del liceo St. John Newman, guidati da Anthony Macaluso, che è stato qui insieme a noi. C'è stato il gemellaggio con il nostro istituto professionale Enrico Fermi e si sono gettate le basi per vedere, come dicevo prima, di avviare un progetto comune sul turismo delle radici, che offre davvero tantissime opportunità. Noi tra l'altro abbiamo questi rapporti importanti con le nostre comunità di racalmutesi sparsi nel mondo e in particolare con quella di Hamilton. Dobbiamo ringraziare Giancarlo Matteliano e la sua associazione Vivi Racalmuto per aver creduto molto in questo progetto, per averci lavorato e che oggi raggiunge importanti risultati grazie alle presenze qualificate sia dei relatori e sia anche dei partecipanti al convegno. Racalmuto sempre più convinto di portare avanti un progetto di sviluppo della città e credo che il progetto debba essere prevalentemente un turismo turistico-culturale e anche enogastronomico per le grandi bellezze che noi abbiamo a Racalmuto per i monumenti, ma anche, perché no, per un cibo straordinario. Viva Racalmuto, viva il turismo delle radici, siamo molto contenti oggi pomeriggio.